queste due tasse, che siano solo due, che siano tre, che sia un'altra tassa unica avventura, vedremo. Intanto però quel che è certo è che se le regole rimangono quelle di quest'anno, le cose si faranno molto più pesanti per il contribuente. Però prima di questo dobbiamo parlare anche dell'esito del voto, esaurire questo capitolo per quanto rapidamente, e ancora prima la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani, che si apre sui fatti di Ferguson. Il poliziotto non sarà incriminato, tensioni e scontri negli Stati Uniti, scrive l'agenzia ANSA, le prove non ritenute sufficienti. Altissima tensione e scontri negli Stati Uniti dopo che il Grand Jury ha deciso che nel caso di Darren Wilson, poliziotto che il 9 agosto scorso sparò e uccise il 18enne nero Mike Brown a Ferguson, nel Missouri, non ci sono prove sufficienti per il rinvio a giudizio. Una decisione, quella del Grand Jury, che si rincorreva da giorni, soprattutto dopo che il governatore dello Stato, Jay Nixon, aveva dichiarato lo stato di emergenza e allertato la Guardia Nazionale. Una decisione che però ha colto di sorpresa la comunità di 21.000 abitanti, di cui i 2/3 afroamericana. È stata fatta un'indagine completa, ha detto il pubblico ministero Robert McCulloch, nell'annunciare la scelta fatta dai 12 giurati. Il nostro paese è basato sullo Stato di diritto e dobbiamo accettare il fatto che questa è una decisione del Grand Jury, ha detto il presidente americano Barack Obama, intervenuto a sorpresa in diretta televisiva. Obama ha esortato ancora una volta i manifestanti a protestare pacificamente, ha invitato la polizia a mostrare moderazione. Non ci sono scuse per la violenza, ha detto ancora il presidente degli Stati Uniti. I progressi non si fanno lanciando bottiglie. Tuttavia Obama ha sottolineato che quella di Ferguson è una questione che riguarda tutta l'America, una questione reale. C'è una profonda sfiducia fra la polizia e la comunità afroamericana e questa, ha detto Barack Obama, è l'eredità di una lunga storia di discriminazione nel nostro paese. È necessario riconoscere che la situazione di Ferguson parla all'intero paese e mostra le più ampie sfide che ancora non affrontiamo come nazione. Intanto il ministro della giustizia, Eric Holder, ha annunciato che il Dipartimento va avanti con la propria inchiesta sull'uccisione di Brown e sulle accuse alla polizia di ricorrere a presunte politiche e pratiche incostituzionali. All'annuncio del procuratore, la famiglia Brown si è detta profondamente delusa per il fatto che l'assassino di nostro figlio non dovrà rispondere delle sue azioni. Poco dopo le dichiarazioni dello stesso agente Wilson, il quale, nel ringraziare coloro che gli sono stati vicini, si è scagliato contro i media, dicendo che quello che avrà da dire lo dirà al momento opportuno. La decisione del Grand Jury ha subito provocato le proteste a Ferguson, ma anche a New York, Seattle, Los Angeles, Chicago, Cleveland, Oklahoma City, Oakland e Pittsburgh. L'America sta rivivendo lo stesso scenario di rabbia scoppiato dopo l'uccisione di Trayvon Martin, 17enne nero freddato da una guardia volontaria il 26 febbraio di 2 anni fa in un sobborgo di Orlando, in Florida. Nonostante i ripetuti appelli alla calma, a Ferguson sono stati segnalati tafferugli tra le forze dell'ordine e un gruppo di manifestanti che ha assalito un'auto vuota della polizia, spaccando vetri e parabrezza. Subito sono intervenuti gli agenti in tenuta antisommossa, lacrimogeni per disperdere la folla. Uno dei giornalisti della CNN ferito dai gas. Alcuni spari sono stati uditi nei pressi della stazione di polizia. Diverse auto incendiate, scene di razzia nei negozi si sono registrate in alcuni punti della città. Al momento la situazione appare sostanzialmente sotto controllo, ma la tensione è elevatissima, scrive l'agenzia ANSA, che poi ci riporta col secondo titolo alle cose domestiche, o quasi, europeo-renziane, diciamo così. Il piano Juncker è ok non per un paese ma per l'Unione Europea, ha detto il Presidente del Consiglio italiano. Il piano che stiamo approvando non riguarda il bene di un paese, ma il futuro di tutta l'Europa. Molte delle nostre difficoltà vengono da noi stessi, ma se non andiamo avanti rischiamo di tradire il sogno europeo, ha detto il Premier Renzi. C'è una generazione che vive già in un'altra Europa. Se vogliamo essere fedeli a quel messaggio, dobbiamo recuperare quell'ideale. O ci mettiamo più speranza o rischiamo di perdere la sfida di un'intera generazione, ha detto il Premier Renzi all'Assemblea degli eurodeputati della sinistra. Dopo riforme corpose punteremo al New Deal europeo, il primo programma corposo di riforme che si sta componendo in Unione Europea. Nessuno ci dice più di fare i compiti a casa. La nostra parte l'abbiamo fatta, dal 1 gennaio saremo molto più duri per puntare verso un New Deal europeo.
Qualcosa si muove, ha detto ancora Renzi. Un grande italiano, Galileo, lo diceva su cose più serie. Io lo dico sull'Europa, anche se può sembrare strano citarlo nel giorno della visita del Papa, del Pontefice. È un passaggio ironico del Premier Matteo Renzi per sottolineare il vento nuovo che soffia in Europa. E infine, sempre dalla prima pagina dell'Ansa, torniamo negli Stati Uniti, in Oklahoma. Un bimbo di 3 anni trova una pistola, spara, uccide la madre. La donna, 26 anni, era in casa col bambino e un'altra figlia di 1 anno. Ha sparato e ucciso per sbaglio la madre dopo aver trovato la pistola sotto il divano del salotto. La tragedia a Tulsa, in Oklahoma. In base a quanto si è appreso, la donna, 26 anni, era da sola in casa col bambino e un'altra figlia di 1 anno. Stava cambiando il pannolino alla piccola quando è stata colpita alla testa da un proiettile sparato accidentalmente dall'arma trovata dal bambino di 3 anni. Per lei non c'è stato nulla da fare. Il bambino è interrogato dalla polizia che sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Così l'agenzia ANSA stamani in prima pagina. Ma adesso riprendiamo brevemente anche il discorso del post voto e vediamo un po' come i giornali, in particolare i giornali di centrodestra, quelli più vicini, tra virgolette, a Berlusconi, hanno interpretano, titolano, commentano il voto. In prima pagina oggi sul giornale c'è il commento di Salvatore Tramontano: Salvini non è la Camusso, un avviso al Presidente del Consiglio che accompagna l'editoriale che abbiamo letto stamani di Alessandro Sallusti. Il nemico di Forza Italia non è la Lega e viceversa, per Forza Italia e Lega sono altri i nemici. Quello che devono evitare i dirigenti di Forza Italia è farsi prendere dal panico. In sostanza il giornale dice che bisogna ricostruire il centrodestra e il titolo nelle pagine interne è conseguente a questa impostazione, a questo punto di vista. La Lega dei Miracoli chiude ad Alfano e aspetta Forza Italia, scrive il giornale. Salvini risponde agli insulti del nuovo centrodestra e appunto attende, secondo il giornale, Forza Italia. Ma a proposito del commento, Salvini non è la Camusso, Camusso a chi? Scrive Salvatore Tramontano in prima pagina sul giornale. L'equazione di Renzi, Camusso e Salvini, due facce della stessa medaglia, è acida. Sembra che punti a irritare il sindacato, ma in realtà il veleno è tutto per Salvini, messo alla stregua di un vecchio sindacalista. Il bello è che chi si offende del paragone è la signora Susanna Camusso. Paragonare la CGIL alla Lega è una cosa insultante, ha detto la segretaria della CGIL. Non sia mai. E poi si stupiscono che la CGIL viva su Marte. Qui l'unico offeso è Salvini, scrive Salvatore Tramontano in prima pagina oggi su Il Giornale. È Salvini che si becca il fotomontaggio col volto reazionario della Camusso e magari di Landini. È lui che ci perde. È lui l'ingiuriato, tirato in mezzo dalla furbizia del Premier, preoccupato in una battaglia dove non c'entra nulla, chiamato in causa come il passante sfortunato in una rissa fra ex amici. Quasi quasi Salvini dovrebbe denunciare il Premier per diffamazione. Salvini non è un residuo del passato, non ha la presunzione di fermare il tempo, non è uno fuori dal mondo. Salvini sente e vive le preoccupazioni degli italiani, è uno che va nelle periferie e conosce le fabbriche più di quel sindacato che parla in nome di un operaio immaginario. È il segretario di un partito che rappresenta chi lo vota. Non vive di pensionati e burocrati. Il capo della Lega conosce il precariato del Nord, la disillusione di chi non pensa più che lo Stato sia la soluzione dei problemi. Perché lo Stato che tassa non paga i debiti, è lui il problema. La CGIL è quella che organizza lo sciopero non per tutelare i lavoratori, ma per i propri fini politici. Così Salvatore Tramontano su Salvini, mentre in forma di retroscena ci informa sempre il giornale: la sconfitta non spaventa Berlusconi. Barra dritta, ha detto Berlusconi. Il cavaliere, dopo la debacle di Forza Italia, dice: non ho potuto fare campagna elettorale, ma appena potrò tornare vedremo un altro film. Il PD perde la metà dei voti, a sinistra c'è guerra civile e senza rivali cresce la voglia di elezioni anticipate, scrive ancora il giornale. Gli antirenziani speravano che vincesse il centrodestra, svanito il sogno, festeggiano la bassa affluenza per la quale possono accusare il Premier, scrive il giornale. E sempre sul giornale, a proposito di rapporti fra Forza Italia e zone di governo Renzi, c'è un'intervista al consigliere di amministrazione della RAI Antonio Verro, il quale ha scoperto, dopo un po' di tempo che si siede nel consiglio di amministrazione della RAI, qualche mesetto annetto, attenzione al Premier, si sta prendendo la RAI.
dice il consigliere di Forza Italia nel consiglio di amministrazione RAI, contro i tagli del governo. Anche lui, Verro, è un atto di imperio. Se si indebolisce il Parlamento è a rischio l'indipendenza della RAI. Più interessante sul giornale, già che ci siamo, il pezzo di Bernardo Caprotti che racconta, integrando il suo libro Falce e Carrello, di come ha vinto la sua guerra contro lo strapotere delle coop rosse. Nella riedizione del libro Falce e Carrello, il patron di Esselunga, Caprotti, racconta le cause contro il colosso rosso delle cooperative, sconfitto 11 volte in 7 anni. È uscito Falce e Carrello in edizione riveduta e arricchita. Mentre Libero si occupa, sempre rimanendo sul come da centrodestra più o meno si guarda al posto e voto, si occupa di Salvini in prima pagina. Salvini raffigurato come uno scalatore di una montagna in cima alla quale c'è un piccolo Berlusconi. Grande Salvini in primo piano, che però deve ancora scalare per arrivare in cima dove c'è il piccolo Berlusconi. Salvini scala il centrodestra, è il titolo del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro in prima pagina. Vediamo il commento del direttore. Appena conosciuto l'esito del voto in Emilia-Romagna e in Calabria, Matteo Renzi ha cantato vittoria. 2-0 per noi, ha detto il Presidente del Consiglio, il quale ha poi aggiunto che ai duri e puri le urne hanno riservato percentuali ridicole. Eppure, se si va oltre le apparenze, cioè la conquista della Calabria, l'Emilia è naturale, nessuno poteva immaginare il ribaltone, nonostante scandali, inchieste, eccetera. Si scopre che il Premier non ha alcuna ragione per cantare vittoria, ma semmai ne ha molte per non star sereno. La prima e più significativa è che al voto è andato poco più di un terzo degli aventi diritto. Se confrontato col 68% che si recò alle urne lo scorso maggio per le europee, significa un dimezzamento della base elettorale. Stefano Bonaccini è stato eletto, ma col 49%, cioè con la metà di un terzo. In pratica è stato votato da un elettore su 6, poco più del 15%, il 17,7%. Consolarsi, come ha fatto Renzi, dicendo che l'affluenza è secondaria, non è una buona idea. E non solo perché Bonaccini è un governatore voluto da una minoranza, ma soprattutto per via del fatto che alla chiamata elettorale non hanno risposto molti elettori del PD, segno che un pezzo della base PD si sta ribellando al segretario. Il Presidente del Consiglio può farsi beffe finché vuole di Stefano Fassina e compagni, probabilmente anche spernacchiare il leader della FIOM Landini, ma una parte dei militanti non pare molto contenta. Fino a ieri sapevamo che gli iscritti di Largo del Nazareno si erano ridotti al lumicino. Ieri abbiamo appreso che anche i voti cominciano a scarseggiare. All'appello mancano 750.000 voti. Se anche in casa, pur vincendo, il PD fa fatica, figuratevi cosa potrebbe succedere altrove, di qui a un anno soprattutto. Il problema è, continua il direttore di Libero, che quelli che sono rimasti a casa e hanno lasciato la scheda elettorale nel cassetto probabilmente non sono sostenitori di Renzi, ma il contrario. In pratica sono i vecchi compagni, quelli che si spellavano le mani alla festa dell'unità. Ora mordono il freno e non vanno a votare. Sono tutti compagni di Fassina e Landini? Non è certo, ma è probabile. E se si continua, il dato con l'affluenza se si confronta il dato con l'affluenza di appena 6 mesi fa, quando in gioco c'era la rappresentanza a Bruxelles e non il palazzo della regione Emilia-Romagna, si scopre che all'appello mancano 28 punti. Elettori di sinistra che hanno deciso di voltare le spalle a Renzi? Tutti no, ma la gran parte forse sì. Il Presidente del Consiglio deve guardare meno distrattamente lo smottamento di domenica, perché nonostante i sondaggi gli assegnino ancora un buon consenso personale, la terra rischia di marcargli sotto i piedi in poco tempo. Se a questo si aggiunge, continua Maurizio Belpietro, che il partito premiato dai votanti è la Lega, si capisce che la crisi economica e quella sociale stanno cambiando molto in fretta la geografia politica. Le elezioni di domenica erano locali e dunque sarebbe sbagliato tradurle pari pari su scala nazionale. Ciò nonostante, se un partito che fino a un anno fa era a rischio di estinzione prende il 20% e doppia Forza Italia, forse ci sarà da interrogarsi su quel che sta succedendo e non solo all'ombra della Torre degli Asinelli, ma all'interno del centrodestra. È evidente, scrive Maurizio Belpietro nel commento di prima pagina oggi su Libero, che Matteo Salvini ha intercettato il consenso di chi prima votava Alleanza Nazionale, Forza Italia e Grillo, secondo l'analisi dei flussi elettorali anche una parte del PD.
Ed è altrettanto lampante che, una volta accantonata la secessione, la Padania, il repertorio classico messo in campo da Umberto Bossi, il leader leghista sta diventando improvvisamente digeribile per un certo numero di italiani di centrodestra. La sua politica si è concentrata sugli immigrati, sull'Europa, sulla legge Fornero, 3 argomenti di forte consenso popolare che hanno vinto la diffidenza di quegli elettori che sotto il Po sembravano non voler sentir parlare di Carroccio, per quanto per la verità stiamo parlando di voto in Emilia-Romagna, sotto il Po, ma mica troppo a dire il vero. Ad ogni modo, scrive Belpietro, il risultato è che Salvini sta di fatto lanciando un'OPA sul centrodestra diviso in tanti partiti, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, Fratelli d'Italia. Si profila insomma uno scontro fra i due Matteo che rischia di schiacciare tutto il resto. La prima vittima di questa nuova guerra è il patto del Nazareno tra Berlusconi e Renzi. Fino a ieri l'accordo non godeva di ottima salute ma era vivo. Ora c'è da chiedersi se resisterà all'avanzata della Lega. Il Cavaliere continua a sostenerlo, questo patto, nonostante stia pagando un prezzo pesante fra i suoi elettori, oppure fa retromarcia, trovando un'intesa con Salvini e lasciando il Matteo Rosso al proprio destino. Una cosa è certa, conclude Belpietro, quando domenica abbiamo scelto di titolare sul voto che poteva cambiare tutto, non è stato un azzardo. Il 41% conquistato da Renzi alle europee sembra già lontano, probabilmente è lontana anche la luna di miele degli elettori col Presidente del Consiglio. Un'altra partita è cominciata, l'esito non è scontato, conclude Maurizio Belpietro su Libero. Vuoi farti trovare dai clienti nel mare del web? Scopri il giallo! Con SEAT Pagine Gialle, grazie alla partnership con Google, puoi pianificare campagne pubblicitarie sul web per promuovere la tua attività e ottimizzare al massimo il tuo investimento. Scopri le campagne Google AdWords che possiamo pianificare per la tua attività e approfitta delle nostre promozioni fino al 31/12. Contattaci su SEAT.it. SEAT Pagine Gialle, nuova generazione di opportunità. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. A proposito di Lega, ma nella pagina delle cronache di Libero c'è un altro articolo di Giuseppe Pollicelli. A Torino lascia le case ai profughi e loro le usano per spacciare. Nella città di Fassino, blitz di un consigliere leghista negli edifici dell'ex MOI, dove gli immigrati vendono cocaina e marijuana alla luce del sole. Ai clienti dicono: tranquilli, qui la polizia non viene mai. Nel video di denuncia che Fabrizio Ricca, 29enne consigliere comunale della Lega Nord a Torino, ha girato di nascosto nella serata di domenica presso le palazzine dell'ex MOI, c'è un particolare che per qualche secondo sottrae il filmato dal territorio del tragico per collocarlo in quello del grottesco. E quando le riprese effettuate col cellulare consentono di ascoltare uno scambio di battute tra un italiano e uno dei profughi, attualmente non meno di 400, che da più di 3 anni occupano abusivamente gli edifici degli ex mercati ortofrutticoli all'ingrosso in via Giordano Bruno. Le immagini non sono chiarissime, l'audio invece lo è. L'italiano nota che il profugo è intento a orinare all'aperto e pertanto con inflessione torinese gli fa: oh, ma non ce l'hai il bagno a casa tua? Cosa fai? Pisci in mezzo alla strada? E il profugo, che dalla calata si intuisce essere africano, risponde: sì, bagno c'è, ma troppe persone dentro. Se dal grottesco si vuol tornare al tragico, bisogna visionare il resto del documento, che mostra come tra le strutture progettate negli anni 30 dall'architetto Cuzzi, si pratichi in modo sistematico lo spaccio di droga. Giunto in via Giordano Bruno con 2 amici, dopo aver raccolto indiscrezioni, secondo cui all'ex MOI il traffico di stupefacenti è all'ordine del giorno, il consigliere leghista Ricca ha verificato col suo blitz che le voci sono assolutamente fondate. Il consigliere si era già recato la scorsa settimana negli edifici occupati, che appartengono 40% al comune e 60% a un fondo di proprietà sempre comunale. Nella circostanza, nelle vesti ufficiali di consigliere, scortato dalle forze dell'ordine, sopralluogo non andato a buon fine. Ricca è stato fronteggiato da un centinaio di profughi, i quali gli hanno fisicamente impedito l'ingresso all'interno delle palazzine, coordinati da alcuni elementi dei centri sociali. Ci sono stati momenti di tensione durante i quali gli antagonisti hanno fatto sapere a Ricca che per visitare l'ex MOI avrebbe dovuto richiedere un vero e proprio appuntamento.
da concordare con loro, ma per fortuna la situazione non è degenerata. Mentre Ricca e i suoi accompagnatori facevano marcia indietro, sono però stati avvicinati da alcuni residenti, i quali hanno riferito di un'intollerabile situazione di degrado, accennando anche alla questione dello spaccio di droga. Spaccio attestato dal video di Fabrizio Ricca, visionabile sulla sua pagina Facebook, in cui un profugo non solo si rivela in grado di procurare su richiesta cocaina o marijuana, ma tranquillizza i suoi finti clienti assicurando che lì la polizia non ci mette mai piede. Il prefetto di Torino, Basilone, ha di recente spiegato che per sgomberare un immobile è necessario che venga inoltrata una richiesta da parte di tutti i proprietari. Se il fondo che detiene il 60% dell'ex MOI questa richiesta non l'ha fatta, il comune nemmeno, diventa difficile a questo punto che lo sgombero sia fatto. Il comune, stando ancora alle dichiarazioni del prefetto Basilone, non ha mai chiesto alla prefettura di aprire un tavolo sulle palazzine di via Giordano Bruno. Non resta che chiedere a Fassino di battere un colpo, scrive Libero. Tornando invece all'analisi post voto, e poi chiudiamo rapidamente l'argomento, vi segnalo ancora su Italia Oggi il commento in primo piano di Massimo Tosti. Salvini mette un'ipoteca alla guida del centro-destra. Nel 91, ricorda Tosti, Bettino Craxi, vigilia del voto referendario sulla preferenza unica, invitò gli elettori ad andare al mare. Gli elettori non accolsero l'invito, votarono il referendum Segni, ebbe inizio il declino del leader socialista. Stavolta non è stato necessario alcun invito, gli italiani hanno deciso per conto loro di disertare le urne. Le astensioni hanno superato la soglia fatidica del 50%. L'opinione pubblica preferisce chiamarsi fuori dalla politica, guardata con disgusto. Quanto alla Lega, la maggioranza di Renzi ha confermato la supremazia, mentre nel centrodestra, scrive il commentatore di Italia Oggi, l'unico vincitore è Matteo Salvini, capo della Lega, che propone un'opposizione dura e incondizionata. La Lega ha preso in Emilia più del doppio dei voti di Forza Italia. Forza Italia è stata punita per il doppio binario fra opposizione sulla legislazione corrente e sostegno a Renzi sulle riforme strutturali, istituzionali, costituzionali. Un atteggiamento ambiguo che non è piaciuto all'elettorato moderato. Chi sta nella maggioranza ha diritto di governare, chi ne sta fuori deve fare opposizione. Un centrodestra a guida Salvini può rappresentare un'alternativa al governo. Un centrodestra guidato da Berlusconi è condannato a svolgere il ruolo di ruota di scorta del governo in carica, scrive Italia Oggi, che poi dedica a Salvini un'altra lunga paginata di colloquio con Marcello Veneziani, anche lui come buttafuoco è indicato da qualche giornale come uno degli intellettuali avvicinabili dalla o alla Lega. In ogni caso Salvini è un vero furbacchione, così Italia Oggi riassume nella chiacchierata con Marcello Veneziani. È stato il primo Salvini a capire che a destra c'era solo un vuoto, dice Marcello Veneziani, affermando che Salvini è stato abile a ingraziarsi la destra, che è un ambiente estraneo a Salvini. Non è facile per un partito che ha coniato lo slogan Roma ladrona, che voleva tagliare l'Italia in due e fare in subordine le macro regioni, non è facile riuscire a rappresentare improvvisamente l'Italia intera. Il grosso della destra è composto da cattolici non progressisti e dalla destra nazionale neogollista, un mondo indisponibile sia per i liberisti sia, ancor più certamente, per Salvini. Fratelli d'Italia non è mai decollato, AN è diventata solo un'area di opinione, la pascalizzazione da Pascale, l'amorosa di Berlusconi, non attrae certamente l'elettorato di destra. Berlusconi preferisce tenere un rapporto diretto con Renzi in base a una simpatia vera, di pelle, e anche perché nutre preoccupazioni vive per il futuro del gruppo economico che gli appartiene a Berlusconi. Renzi può costituire un appeal per la parte moderata dell'elettorato, che però quando vede da chi Renzi è circondato e con chi deve fare i conti, qualche scrupolo se lo fa venire, dice Marcello Veneziani a Italia Oggi. Italia Oggi che dedica al voto anche un'altra analisi, quella di Gianfranco Morra, più generale. L'elettorato di centro-sinistra non vuole più il partito di apparati e di ideologie, e quello di centrodestra non vuole più il partito del padrone Berlusconi, scrive Morra. Ma non licenzia i partiti l'elettorato, li vuole solo migliori. Non a caso il Movimento 5 Stelle è stato penalizzato.
La lista Errani nel 2010 prese il 52% dei voti, quella di Bonaccini adesso il 49%. Il PD da solo è passato dal 41 al 45% dei voti, quindi c'è stato un rafforzamento del PD nella coalizione di centrosinistra. Cocente è la sconfitta di Forza Italia, che è passata in Emilia-Romagna dal 25% delle precedenti regionali all'8% di domenica scorsa. Il guaio per Forza Italia è che è stata superata anche dalla Lega di Salvini. Un Salvini furioso che regola i conti a destra. È l'ultimo degli articoli che citiamo oggi per chiudere il quadro delle elezioni regionali ed è firmato da Mariano Maugeri sul quotidiano di Confindustria, Il Sole 24 Ore, che dedica questo articolo all'exploit della Lega. Il segretario a giorni illustrerà la marcia sul Mezzogiorno in vista delle regionali 2015. Qualcuno ipotizza che abbia chiesto soldi a Putin come la Le Pen. Adesso possiamo dirlo, fuori onda. Fuori onda, amico mio. Lo sai che la Lega diventerà titolare del 5% delle azioni di Gazprom? Amico mio, fai finta che non te l'ho detto. Tornando al Sole 24 Ore, qualcuno ipotizza appunto che Salvini abbia chiesto soldi a Putin come la Le Pen. Lui prima nega, poi ironizza: sono tornato con la valigia piena di rubli. Amico mio, l'ho visto io l'altro giorno. Chiusa la parentesi, il nuovo centrodestra vale il 2%, il leader del centrodestra lo sceglieranno le piazze, Renzi vuole le elezioni, siamo pronti. Parla come un telegramma lombardo. Matteo Salvini, scrive Il Sole 24 Ore. Avete presente il telegramma lombardo? È una delle varianti tipiche del telegramma. Parla come un telegramma lombardo. Matteo Salvini, 12 anni fuori corso alla Facoltà di Scienze Politiche di Via Conservatorio a Milano. Uno però che sembra aver rubato i segreti della tattica politica dal vate della politologia italiana, quel Gianfranco Miglio, preside di Scienze Politiche alla elitaria Università Cattolica. Matteo il Furioso, scrive Mariano Maugeri sul Sole 24 Ore, è un milanese puro sangue che ha vissuto con un piede nella periferia di Baggio, via Forze Armate, il Queens della capitale lombarda e la Milano borghese di via Mario Pagano. Uno capace di dialogare coi professionisti in Loden e con i balordi di Quartogiaro. Per lui pari sono, e alcuni di quei drop-out, i più brillanti, li redime e li trascina alla sezione della Lega Nord di via Telesio. Perché Matteo è l'uno e l'altro, un borghese di periferia cresciuto a merendine e TV commerciale, il prodotto luciferino della televisione berlusconiana, la milanesità come valore e finalmente con Matteo il cuore della Lega diventa per la prima volta milanocentrico, dopo l'esilio ventennale nel Varesotto di Bossi e Maroni. Una sequenza di provinciali che mai hanno colto le pulsioni di Milano, Torino, Bologna. Il male del nord torna a riacutizzarsi, scrive Maugeri sul Sole 24 Ore. Il malessere del benessere, come lo chiamava Livia Turco, è diventato il malessere punto e basta. E Matteo sul malessere ci sguazza come un gallo in coppa a monnezza, direbbero i napoletani. Il suo apprendistato politico lo fa da praticante giornalista tra Radio Padania e La Padania, il quotidiano della Lega, chiuso qualche settimana a venire, per la verità. Matteo è un politico giornalista professionista e se fosse diventato direttore della Padania, le assonanze con l'altro direttore capo politico che di nome faceva Benito e dirigeva il Giornale del Popolo di Via Larga a Milano si sarebbero fatte imbarazzanti. Dopo il craxismo e il berlusconismo, la capitale economica torna a essere laboratorio, questa volta di una destra radicale e xenofoba. E il biennio rosso, lastricato di scioperi e scontri sociali del 1918, sembra la copia contemporanea dell'implosione che corrode la Repubblica. Nessun dubbio, scrive ancora Mariano Maugeri sul quotidiano di Confindustria, sulla democraticità di Salvini, costretto a drammatizzare per riprendersi i voti persi dalla cricca di Belsito e Bossi. Ma certe sparate, come quando non strinse la mano al presidente Ciampi in visita a Palazzo Marino perché disse lei non mi rappresenta, certe sparate sono made in Matteo, mai del tutto dimentico delle sue comparsate al Pranzo è servito, programma di Rete 4. Matteo sembra impermeabile alle critiche, vola a Mosca e dichiara qui non ci sono rom.
Qualcuno ipotizza che abbia chiesto quattrini per il partito a Putin, così come ha fatto Marine Le Pen, e lui prima nega e poi ironizza. La marcia su Roma non la farà, conclude Il Sole 24 Ore, ma quella sul mezzogiorno la annuncerà a giorni. In vista delle regionali 2015, un pre-debutto l'ha fatto a Salerno mercoledì scorso, accolto da centinaia di persone che lo applaudivano. Dopo gli sputi incassati con stile a Napoli, un progresso considerevole. La strategia elettorale: tassa flat al 15-20%, stop alla legge Fornero e all'immigrazione selvaggia. 3 punti secchi. La sintesi è la forza di Salvini il Furioso, un animale politico che vuol saldare il malessere del nord con quello del sud, mandare in pensione Berlusconi e contendere la leadership del paese a Matteo Renzi. I due Matteo sembra un format inventato a tavolino dalla TV commerciale, prossimamente sui vostri schermi, conclude Mariano Maugeri nel commento su Il Sole 24 Ore. Here's Bill Monroe and the Bluegrass Boys. Intanto in quel dell'Europa, ovvero a Strasburgo, Europarlamento, è arrivato il pontefice e il presidente dell'Europarlamento, il tedesco Schulz, lo va presentando e introducendo. Facciamo un piccolo flash e poi parliamo non del Dio uno e trino, ma del quattrino. Il Papa sarà in diretta, ma se voi andate sul sito del Parlamento c'è proprio una traduzione in italiano. E, come voi sapete, sono 23, insomma, le lingue dell'Unione Europea, e abbiamo la traduzione di tutte queste lingue. Il presidente, come abitudine, parla nella sua lingua madre, cioè il tedesco. Ognuno qui parla la propria lingua, e poi naturalmente poi nei corridoi, quando bisogna salutarsi, se ne usano 2 o 3, qualche volta l'italiano è anche tra questi, ma comunque insomma bisogna un po' avere pazienza. E questo saluto, insomma, evidentemente anche Schulz sta spiegando a Papa Francesco la gioia di essere qui presente. Ricordiamo che è stato proprio lui a invitarlo, diciamo, è stato il primo gesto che ha fatto alla sua prima allora visita mi dicono dalla regia al Papa che possiamo subito dopo avere la l'elezione. traduzione di Martin Schulz, il Presidente del Parlamento Europeo. Sentiamo. Ci siamo incontrati regolarmente, il Papa ha contribuito regolarmente al benessere di tutti per riguadagnare anche la fiducia che era andata persa nel corso degli anni a causa di tutti i conflitti, e questo ha portato dei benefici anche alle altre istituzioni, oltre che alla Chiesa, e questo processo di tolleranza, di rispetto è andato di pari passo, il rispetto anche dell'uguaglianza, di solidarietà, di pace.
sono tutti i valori che sono comuni non solo per la Chiesa ma anche per le istituzioni europee, sono un compito comune. L'Unione Europea difende questi valori, difende l'inclusività, non esclude i più giovani, cerca di aiutare soprattutto i più giovani, quelli che sono alla ricerca di un lavoro, di un posto nella società, aiuta quelli che cercano un futuro migliore per i propri figli, quelli che vivono in situazioni di conflitto, quelli che non hanno più fiducia nelle istituzioni, quelli che cercano giustizia sociale, quelli che cercano delle opportunità per migliorare la loro vita. La pace, la guerra. Va bene, lasciamo il presidente dell'Europarlamento Schulz, ma io mi domando anche, ma questi qua non si annoieranno mai dei discorsi che pronunciano? Mai? Perché sono sempre conditi delle solite cose, ma no, non ne capiterà mai un momento, anche magari nel corso di cerimonie istituzionali come queste, che uno si annoia da solo pronunciando discorsi di questo tipo? Poi, grazie all'occhio vigilissimo, vigilerrimo della regia, stiamo in attesa anche dell'inizio del discorso del Papa che vi mandiamo in onda. Per tornare invece al Dio quattrino, che pur sempre è una divinità un po' ignobile, qualcuno dice, però è quella che più incide sulla quotidianità e anche sulla saccoccia. Per tornare al Dio quattrino, dicevamo, e in attesa che della Unione Europea, della divinità europea e di quella cattolica parli il Papa a Strasburgo, in attesa di quello, dicevamo, diamo due conti a cosa succede alle nostre tasche da qui a poco in tema di IMU e TASI, due simpatiche sigle che significano poi tradotte che ci verranno fuori dalla saccoccia, dovremo tirarli fuori. Naturalmente si parla di quelle zone infelici del paese dove tutte le case, le costruzioni e i terreni sono accatastati, cioè conosciuti dal catasto. Ci sono anche zone molto più felici, liberali e liberiste, liberal-anarchiche, diciamo così, che sono molto più felicemente libere dal catasto e da tutto ciò che ne deriva in termini di tasse. E sono le zone, diciamo, sinceramente invidiabili del paese, nelle quali queste discussioni possono essere tranquillamente saltate a pie pari, perché tanto non si paga, giustamente direi. IMU e TASI, prelievo medio, scriveva l'altro giorno il Sole 24 Ore, oltre la soglia del 10 per 1000. Uno dirà, che significa? Significa, tradotto in volgarissimi soldoni, che pagheremo di più, tanto per cambiare. Ma non è finita qui, perché l'anno prossimo rischia di arrivare una legnata memorabile, sempre che non cambino le regole, non si introduca con criteri diversi da quelli attuali una nuova tassa unica come promesso dal governo, che non sia la sintesi con i criteri attuali delle tasse esistenti, ma sia qualcosa di diverso non solo nel nome, ma anche nella sostanza, cioè nelle regole di base, mentre la regia mi fa cenno che il pontefice sta parlando a Strasburgo, in quel tempio che è l'Europarlamento, il Parlamento dell'Unione Europea. Ergo, quindi, si è allontanato il Papa, adesso ve lo descriviamo, cosa fa? Sta facendo un giro nell'emiciclo. È tornato dal Signor pulpito. Presidente, Muy bien. signore e signore vicepresidenti, onorevoli eurodeputati, persone che lavorano a titoli diversi in questo emiciclo, cari amici, vi ringrazio per l'invito a prendere la parola dinanzi a questa istituzione fondamentale della vita dell'Unione Europea e per l'opportunità che mi offre di rivolgermi attraverso voi alle oltre 500 milioni di cittadini che rappresentate nei 28 Stati membri. Particolare gratitudine desidero esprimere a lei, signor Presidente del Parlamento, per le cordiali parole di benvenuto che mi ha rivolto a nome di tutti i componenti dell'Assemblea. La mia visita viene dopo oltre un quarto di secolo da quella compiuta da Papa Giovanni Paolo II. Molto è cambiato da quei giorni in Europa e in tutto il mondo. Non esistono più i blocchi contrapposti che allora dividevano il continente in due
e si sta lentamente compiendo il desiderio che l'Europa, dandosi sovranamente libere istituzioni, possa un giorno estendersi alle dimensioni che le sono state date dalla geografia e più ancora dalla storia. Accanto a una Unione Europea più ampia, vi è anche un mondo più complesso e fortemente in movimento. Un mondo sempre più interconnesso e globale e perciò sempre meno eurocentrico. A una Unione più estesa, più influente, sembra però affiancarsi l'immagine di un'Europa un po' invecchiata e compressa, che tende a sentirsi meno protagonista in un contesto che la guarda spesso con distacco, diffidenza e talvolta con sospetto. Nel rivolgermi a voi quest'oggi, a partire dalla mia vocazione di pastore, desidero indirizzare a tutti i cittadini europei un messaggio di speranza e di incoraggiamento. Un messaggio di speranza basato sulla fiducia che le difficoltà possano diventare promotrici potenti di unità per vincere tutte le paure che l'Europa, insieme a tutto il mondo, sta attraversando. Speranza nel Signore che trasforma il male in bene e la morte in vita. Incoraggiamento di tornare alla ferma convinzione dei padri fondatori dell'Unione Europea, i quali desideravano un futuro basato sulla capacità di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli del continente. Al centro di questo ambizioso progetto politico vi era la fiducia nell'uomo, non tanto in quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo in quanto persona, dotata di una dignità trascendente. Mi preme anzitutto sottolineare lo stretto legame che esiste fra queste due parole, dignità e trascendente. La dignità è una parola chiave che ha caratterizzato la ripresa del secondo dopoguerra. La nostra storia recente si contraddistingue per l'indubbia centralità della promozione della dignità umana contro le molteplici violenze e discriminazioni che neppure in Europa sono mancate nel corso dei secoli. La percezione dell'importanza dei diritti umani nasce proprio come esito di un lungo cammino, fatto anche di molteplici sofferenze e sacrifici. Bene, questo era l'incipit del discorso del Papa all'Europarlamento di Strasburgo. Avremo modo di parlarne, presumo, domani. Avete sentito i primi minuti. Intanto però torniamo alla questione dell'IMU e della Tasi, delle tasse sulla casa. Sia lecito, diciamo, il passaggio da così nobile luogo e così nobili parole a qualcosa di molto molto più prosaico, cioè quanto dovrà uscire dalle tasche nostre per pagare la tassa sugli immobili, case, capannoni, terreni, abitazione principale, casa affittata, capannone, negozio, terreni. Questo è il campo di applicazione delle due simpatiche tasse IMU e Tasi, il cui prelievo medio ci porterà oltre il livello di Mario Monti, che è stato il livello massimo toccato per le imposte su questi beni. La tabella era pubblicata l'altro giorno, lunedì 24 novembre, sul Sole 24 Ore, ieri dunque, sul Sole 24 Ore. Tabelle molto interessanti anche per chi non è ad uso o non ha in simpatia le tabelle, i numeri e via dicendo. Sono molto semplici anche da leggere. Ci sono 4 tabelle nei 4 casi dove si paga la tassa, escluso però quella sui terreni, che è un altro capitolo. Allora, abitazione principale, perché non è affatto vero che sull'abitazione principale non si paga niente. Anzi, in non poche città, il Sole 24 Ore prende soltanto i comuni capoluogo e non tutti i comuni, ovviamente, però in non pochi comuni capoluogo si paga parecchio di più di quanto si pagava con Mario Monti. In alcuni altri casi si paga un po' meno. Dove si paga di più, a volte si paga parecchio di più. Dove si paga meno, si paga un po' meno tra i capoluoghi di provincia, il che ci induce a fare una prima sintesi. Sull'abitazione principale, con il governo Renzi, si paga
più di quello che si è pagato con Mario Monti, che era il massimo che si è mai pagato sull'abitazione principale, cioè sulla cosiddetta prima casa. Faccio solo un esempio. A Bergamo si pagherà il 72% mediamente in più. L'IMU 2012 è stata confrontata con la Tasi 2014 sulla prima casa. Ripetiamo, il calcolo si basa su una rendita catastale media in città e su una famiglia con 2 adulti e un figlio di 10 anni. Reddito 35.000 euro, ISEE, cioè indicatore situazione economica equivalente, 28.000 euro. Fatta questa premessa metodologica, per una famiglia tipo a Bergamo si paga il 72% in più, con Mario Monti 152 euro, con governo Renzi 261. Anche a Biella si paga il 46% in più, 85 euro con Mario Monti, 124 con Matteo Renzi. A Bologna da 291 si sale a 341, 17% in più. A Brescia da 146 a 173, 18% in più. A Milano da 243 a 308, il 27% in più. A Pavia c'è un aumento del 60%, a Como un aumento medio del 42%. A Cuneo c'è un aumento notevole, ma si parte da una cifra bassa. Sulla prima casa si pagava con Mario Monti 20 euro, 119 con Matteo Renzi, più 481%. A Genova siamo lì, anzi meno 9%, da 394 a 360, è una delle poche città nelle quali le simulazioni fatte sulla casa media, sulla famiglia media, prima casa, stiamo parlando di quello, conducono a una lieve diminuzione della tassa. A Imperia invece c'è un aumento del 400%, da 37 a 187 euro. A Lecco 20% in più, a Lodi 63% in più, a Mantova 324% in più, da 58 a 346 euro, a Torino 20% in meno, ma già lì si pagava il massimo, 497 euro, era la città più cara per l'IMU sulla prima casa modello Mario Monti. Si pagheranno comunque 398 euro invece di 497 e via dicendo, cioè sulla prima casa stiamo parlando, dove c'è una diminuzione è una diminuzione lieve, dove c'è un aumento è un aumento a volte assai corposo. Totale si paga sulla prima casa più tasse col governo Renzi che non col governo Monti, che aveva raggiunto il record. Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Nella casa del futuro, l'energia è pulita e la tecnologia diventa amica dell'ambiente. Laghi Alpini SRL propone a Augusto Garolfo villini singoli e bifamiliari in classe A+, con costi energetici quasi azzerati. Una sintesi perfetta tra estetica, comfort ed efficienza per regalare agli acquirenti il sogno di un'abitazione veramente ecocompatibile. Per informazioni 0331 070 766 laghialpinisrl.it. Quello che stai ascoltando, pretendilo in qualità perfetta. La tua radio è già digitale, diventalo anche tu. È tra noi, è in tutta Italia, è in tutti i negozi. Festeggiala, è la settimana della Digital Radio. Adesso, quando acquisti una nuova radio, anche per la tua auto, chiedi la Digital Radio. Informati su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Ciao, sono Giovanna della Mondoflex. Il Natale è qui da noi e buon anno a tutti!
Mondoflex. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre a Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, torniamo alla questione IMU e Tasi. Abbiamo visto sulla prima casa, sull'abitazione principale, quali sono le variazioni. Poi ognuno tiri le proprie somme, si parli pure di gufi, di rosiconi, di Nazareni, di Dudu, di post voto, dei 2 Mattei, dei 3 Mattei, dei 18 Mattei, ma i Mattei che girano qui sono quelli del contribuente, perché i numeri sono numeri e c'è poco da immaginare, diciamo così, da astrologare, da commentare. Prendiamo il secondo caso, casa affittata, il confronto che aveva fatto col 2011, casa affittata a canone libero, confronto fra l'ICI 2011 e l'importo invece IMU più Tasi del 2014 di quest'anno, sempre in base a una rendita catastale media città per città. Ad Alessandria, tanto per fare un esempio, chi aveva una casa affittata nel 2011 pagava 368 euro, adesso il proprietario più parte l'inquilino pagano 905 euro quest'anno, da 368 a 905. Ad Aosta da 266 a 1021 euro, a Belluno da 323 a 729 euro, a Bergamo da 439 a 1065 euro, a Biella da 396 a 960 euro, a Bologna da 591 a 1432 euro, a Brescia si pagava per una casa affittata, rendita catastale media in città, nel 2011 402 euro, quest'anno 1129. Qui non c'è nessun segno meno, invariabilmente aumentano in tutte le città le somme da pagare. A Milano passiamo per una casa affittata a canone libero, rendita catastale media, 385 euro pagati nel 2011, 1282 nel 2014. Quest'anno a Torino, tanto per fare un altro esempio, da 487 a 1377 euro. Ma andiamo alla terza tipologia, il capannone, che di solito serve per produrre, è un immobile finalizzato a un'attività produttiva. Anche in questo caso, scorrendo le tabelle di tutti i capoluoghi di provincia italiani da nord a sud, non è un discorso di solo nord, è un discorso complessivo in tutta Italia, salvo il fatto che esistono poi quelle zone franche meravigliose, invidiabili, dove il catasto non conosce nulla e tu non paghi. Macchia di leopardo concentrate in certe zone d'Italia, però esistono queste isole felici. Se invece il fisco ti conosce tramite il catasto, cosa paghi per esempio a Belluno e hai un capannone? Il confronto in questo caso sempre tra l'ICI 2011, capannone categoria D/1, e invece quanto si paga nel 2014 per la somma di IMU più Tasi, sempre considerando una rendita catastale media nazionale di 6.257 euro. Bene, ad Alessandria se pagavi nel 2011 2.267 euro, quest'anno ne paghi 4.527 e la musica è più o meno simile per tutti i capoluoghi in questione, con alcune punte più elevate, ma siamo tutti intorno a questa cifra qui, da 2.000, 2.009, 2.100 a 4.500, 4.400, 4.100, 4.700 e via dicendo. Quindi sui capannoni si paga infinitamente di più. Prendiamo l'ultimo esempio, quello del negozio. Un negozio, confronto tra ICI 2011 su un negozio usato dal proprietario e quanto invece si paga di IMU più Tasi quest'anno 2014, sempre considerando una rendita catastale media città per città. Anche in questo caso le percentuali di aumento sono strepitose.
dal 194% in più al 248% di Aosta, ma tanto per fare un esempio, facciamo l'esempio di Milano. Se a Milano nel 2011 si pagavano 290 euro per un negozio usato dal proprietario, quest'anno tra IMU e Tasi se ne pagano 1069. A Torino qual è l'andazzo per un negozio di questo genere? 431 euro nel 2011, 1232 quest'anno 2014 per IMU più Tasi, e la musica in questo caso è uniforme in tutta Italia. Questo per quanto riguarda le 4 tipologie in cui possiamo calcolare l'impatto dell'IMU più Tasi: abitazione principale, cioè prima casa, casa affittata, capannone e negozio. E a questo punto scrivevano ieri sul Sole 24 Ore Gianni Trovati e Cristiano Dell'Oste: la Tasi è una specie di addizionale all'IMU. L'IMU non è scomparsa e la Tasi fa da addizionale, cioè una tassa in più, una vera addizionale sull'IMU. Dunque la Tasi sarebbe la tassa sui servizi comunali, però sommata all'IMU fa tranquillamente superare il 10 per 1000 di aliquota media complessiva sui fabbricati che siano diversi dalla prima casa nei comuni capoluogo di provincia. 10 per 1000 significa 1%, ma anche sulla prima casa, la famosa prima casa che era stata esentata dal governo Letta, e non era del tutto vero. Poi si è scoperto già quest'anno col governo Renzi che non è proprio vero che la prima casa è esentata. Per niente, sull'abitazione principale si paga soltanto la Tasi sulla prima casa, ma il prelievo medio arriva al 2,6 per 1000. Cosa significa? Che è più del doppio di quello standard fissato dalla legge, che è l'1 per 1000. I dati in questione, quelli che abbiamo citato anche prima, sono stati elaborati dal CAF ACLI e dal Sole 24 Ore e permettono di fare il punto sulle aliquote decise dai comuni che dovranno essere usate per pagare il del prossimo 16 dicembre. Il risultato qual è? Il risultato è molto chiaro. La pressione fiscale sul mattone aumenterà per il terzo anno di fila sugli immobili diversi dall'abitazione principale, che aumenta peraltro anch'essa, arrivando quasi a triplicare gli importi rispetto alla vecchia ICI. Insomma, le aliquote tendono tutte verso il massimo. 2 esempi: a Bergamo e a Varese la somma delle aliquote IMU più Tasi sui fabbricati, in questo caso industriali, capannoni e affini, è il 10,6 per 1000, ma a Bergamo c'è soltanto l'IMU, mentre a Varese si arriva al totale contando l'imposta municipale e la Tasi. Risultato: a parità di importo dovuto, le imprese di Varese hanno una deduzione più alta di quelle bergamasche, e su un capannone con rendita media di 6.257 euro a Varese si risparmiano 800 euro, che non è proprio da buttare via. Quanto alla prima casa, perché la prima casa sembrava una questione risolta, no? Non si paga niente sulla prima casa, lo dice ancora qualcuno, osa dirlo anche di questi tempi. Ebbene, in 71 capoluoghi su 100 presi in considerazione, cioè nel 70% dei casi, il tributo sui servizi indivisibili, la Tasi, si è rivelato più pesante rispetto all'IMU del 2012. 2012, cioè governo Monti, che era il top della tassazione. In centri dove le rendite sono basse, la casa tipo non pagò l'IMU nel 2012 grazie alle detrazioni fisse introdotte dal governo Monti, mentre oggi viene chiamata a pagare la Tasi, ma sono ancora più frequenti le città in cui l'imposta municipale del 2012 aveva presentato il conto, ma il nuovo tributo è arrivato anche a raddoppiarlo o a moltiplicarlo da 3 a 6 volte. Cioè, con il governo Renzi abbiamo sulla prima casa una tassazione che è parecchio peggiore di quella del governo Monti, che era stata la peggiore in assoluto nella storia. Tanto per essere chiari. Dal confronto con il 2012 escono per di più, e questo è giustamente ascrivibile alla politica di equità sociale, di giustizia sociale che un governo di centro-sinistra deve avere e ha. Dal confronto con il 2012 escono penalizzate le abitazioni di valore fiscale più modesto, mentre quelle più pregiate, secondo il catasto, ottengono sconti consistenti. E questo mi sembra giusto in chiave di giustizia sociale.
Mentre la promessa, dicevamo, del governo è quella di andare alla tassa unica, la local tax, perché naturalmente non si fa una riforma del mercato del lavoro, si fa il Jobs Act, non si introduce una tassa unica sulla casa, si introduce la local tax, giusto? All right? Understand? You understand me? That's America. Con questa novità, la tassa unica, che il governo ha intenzione di inserire nella legge di stabilità, a quanto pare, si faranno forse i conti l'anno prossimo, ma non se ne sa assolutamente nulla. Sull'abitazione principale, secondo il progetto generico di nuova tassa unica, si reintrodurrà una detrazione che dovrebbe insomma dare un pochino di sollievo al contribuente. Ma attenzione, già si comincia a parlare di alzare l'aliquota fino al 5 per 1000, che è 5 volte rispetto al livello attuale, tetto massimo al 12 per 1000 sugli altri immobili, in sostanza. Il tutto può generare nuovi rincari, se le premesse sono quelle che abbiamo saputo adesso. Per quanto concerne poi la questione della casa, perché qui il punto fondamentale è intanto capire che adesso si paga quest'anno più di quanto si pagava mediamente sempre col governo Monti, e questa è già un'acquisizione di un certo rilievo, diciamo, per valutare la politica del governo Renzi. Poi c'è un'altra questione che il Sole 24 Ore di ieri affrontava, ed è che il risultato in 7 città su 10 è che la Tasi, non c'è più l'IMU sulla prima casa, ma te l'hanno chiamata Tasi, capirai, però alla fine i soldi sono sempre quelli, anzi sono di più, come abbiamo visto, ma devono uscire sempre soldi, sempre quello è il concetto, devono uscire soldi, che si chiami IMU, che si chiami Tasi, a me che me frega, direbbe uno che sta vicino a Palazzo Chigi, che me frega a me se si chiama IMU o Tasi, perché alla fine sempre quello è il concetto, pagare, e di più peraltro rispetto al 2012 che è stato l'anno peggiore. In 7 città su 10 la Tasi sulla casa media è più cara dell'IMU 2012, e le cose vanno peggio se si guarda alle città più piccole, ai centri minori, dove le detrazioni sono ancora più rare. Gli appartamenti più modesti sono quelli più penalizzati in assoluto. È l'ennesima riforma del fisco sul mattone che si rende a questo punto indispensabile, scriveva ieri il Sole 24 Ore. Perché? Perché i tetti di aliquota e le incentivi, gli mini aiuti statali sono stati previsti solo per quest'anno. E qui arriviamo al punto fondamentale. Se i signori al governo o in Parlamento non cambiano le cose, nel 2015 avremo aumenti record sulla prima casa, sulla seconda casa, sugli immobili, sul capannone, sul negozio, sulla casa affittata. Se non cambiano le regole avremo aumenti record senza modifiche, quindi o il governo modifica le cose o lo fa il Parlamento o lo fanno tutti e due, altrimenti l'anno prossimo si potrebbe imporre sulla prima casa un prelievo del 6 per 1000 senza detrazioni, che è il doppio rispetto a oggi. E siccome oggi si paga ancora di più di quello che si è pagato col governo Monti, la situazione diventa parecchio pesante. Sull'abitazione principale oggi, ricordiamolo, lo standard è fissato dalla legge all'1 per 1000. L'anno prossimo, se non ci saranno modifiche, si potrà arrivare al 6 per 1000. Già quest'anno si è arrivati mediamente al 2,6 per 1000. Quindi abbiamo un più che raddoppio possibile l'anno prossimo. Tanto per fare un esempio, se nel 2012, lo dicevamo prima, a Milano si pagavano 243 euro sulla prima casa e se ne pagano 308 quest'anno, arriviamo a 616 euro rispetto ai 243 del 2012, quando Mario Monti, il super vampiro, mise le tasse sulla prima casa compresa, ma con detrazioni, va riconosciuto, cosa che invece non c'è stata e non c'è adesso, quest'anno col governo Renzi. Però in ogni caso quello era l'anno del vampiro, il 2012, su case, terreni, capannoni, negozi, eccetera. Benissimo, con il governo Renzi, l'anno prossimo, se non cambiano le regole, il vampiro diventerà un piacevole ricordo, che è uno dei tratti caratteristici, peraltro, di moltissime delle politiche economiche in Italia. Il vampiro di turno è sempre stato poi rimpianto qualche anno dopo. Quindi Mario Monti scherzava in confronto
a Matteo Renzi per quanto riguarda il peso dell'imposizione anche sulla prima casa. Se non cambiano le regole l'anno prossimo, sappiatelo, ve lo dice nessuno, però sappiatelo, l'anno prossimo pagherete il doppio rispetto a quello che avrete pagato complessivamente il 16 dicembre prossimo. Per cui governo e Parlamento si sveglino, cambino le regole. In prospettiva poi c'è anche la revisione del catasto, dove c'è naturalmente il catasto, la revisione del catasto che permetterà di aumentare ancora, di 6-7 volte ha calcolato il Sole 24 Ore se non cambiano le regole. Ogni governo ha promesso, non ci sarà un aggravio complessivo, però le promesse se ne fanno tante, per così dire. La tassa unica su cui sta lavorando il governo è un ritorno in sostanza all'IMU mariomontiana, con un po' di aliquote e sconti in più bassi, ma con lo stesso impianto. E a proposito di impianto, se appunto non cambiano le regole, l'anno prossimo a partire dalla prima casa, lo ribadiamo, si pagherà di più. Molto semplice, perché quest'anno si paga mediamente sulla prima casa il 2,6 per 1000 di Tasi. L'anno prossimo, se non cambiano le regole, si può arrivare fino al 6 per 1000 e senza detrazioni, il che rappresenta come minimo il doppio rispetto a oggi. Sugli altri immobili, la nuova aliquota massima al 12 per 1000, sempre per l'anno prossimo, può tramutarsi in un'ondata di rincari, dopo che quest'anno i comuni hanno potuto arrivare fino all'11,4 per 1000. Questo, per essere chiari, circa il prossimo anno. Poi già quest'anno abbiamo capito che il vampiro Mario Monti ci apparirà in sogno come un angelo delizioso che ci canta la ninna nanna in confronto a Renzi. Come abbiamo notato, è anche quello su case capannoni, prime case affittate, negozi e via dicendo. Il Sole 24 Ore corredava queste tabelle offerte al cittadino italiano ieri, nel numero ieri in edicola, e molto chiare, non c'è molto da discutere su questi numeri, con un altro servizio dove si documentava come, pur di non pagare la casa, a volte la si regala oppure si sbatte giù il tetto, si aprono le porte, si cerca di dimostrare che la casa o il capannone è diventato un'unità collabente. Collabente, andatelo a cercare sul vocabolario, significa che cosa in sintesi? Un fabbricato o una porzione di fabbricato che non produce reddito, che non è in grado di produrre reddito. Per esempio un immobile fatiscente, un rudere. La categoria catastale corrispondente è F/2. Se avete un F/2 avete un'unità immobiliare collabente, cioè che non produce reddito e quindi non deve pagare il dio quattrino di qui sopra. Pur di non pagare l'IMU, a volte la casa si regala. Per esempio, scrive il Sole 24 Ore, succede a Caltanissetta, in pieno centro storico, dove cresce il numero di proprietari che scelgono di liberarsi della seconda o terza casa, non sono di sicuro dei proletari, al solo costo di copertura delle spese di trasferimento per evitare di pagare le tasse. Peraltro, perdonatemi la battuta che è anche fuori luogo, questa che ho appena fatto, perché a volte persone normalissime hanno unità immobiliari diverse per questioni di eredità. Il piano di sotto è ereditato dal nonno, dalla nonna, dal papà, oppure un'altra unità immobiliare sita in altro loco, ma sempre ereditata e fatiscente, e ereditata sempre presa per via ereditaria. Tu
Nel momento in cui hai un'eredità non è detto che ce la fai a pagare tutte le tasse se hai un reddito modesto o normale, e può anche essere una sfortuna per certi versi avere un'eredità non trasformabile in moneta sonante, non affittabile per esempio, oppure che generi un affitto che non è sufficiente a volte a pagare la tassa. Insomma, non è una cosa stupida da considerare questa. Io ho detto poveracci, sti proletari che hanno la seconda o terza casa, ma ci possono essere benissimo persone normalissime che hanno una seconda unità immobiliare accatastata e devono pagare le tasse. E allora a Caltanissetta cosa succede? Che le case vengono vendute, diciamo così, vengono regalate, anzi, questo mi sembra un po' troppo, e poi considerati i costumi, diciamo così, locali, qua c'è qualcosa che non quadra del tutto, però in pieno centro storico, scriveva il Sole 24 Ore, cresce il numero di proprietari che si liberano, regalano seconde o terze case al solo costo di copertura delle spese del trasferimento per evitare di pagarci ogni anno le tasse. I proprietari abitano in nuovi quartieri in periferia e le case del centro di Caltanissetta vengono cedute a extracomunitari, scrive il Sole 24 Ore. Un altro esempio è la corsa ad accatastare gli edifici diroccati o fatiscenti come unità collabenti, categoria catastale F/2, dicevamo prima. Una categoria di immobili senza rendita catastale che in qualche caso permette di azzerare il conto dell'IMU e della Tasi, ma non sempre, perché molti comuni chiedono comunque di pagare l'imposta a quel punto sull'area edificabile. Tra il 2012 e il 2013 unità accatastate come collabenti sono aumentate del 12,4%, da 373.000 a 420.000. Molti sono ex capannoni in disuso, magari impossibili da affittare in tempi di crisi. I proprietari, stanchi di pagare a volte anche fino a 80.000 euro di IMU all'anno, hanno deciso di rimuovere la copertura del capannone per tentare di riaccatastare l'immobile in F/2, cioè unità collabente per non pagare le tasse. Non è raro trovare sulle cronache locali storie di fabbriche scoperchiate nelle zone industriali del Triveneto o lungo le strade provinciali della Lombardia. Il fenomeno si sta estendendo anche ai fabbricati residenziali, non ai capannoni, in particolare nelle zone montane e di campagna, dove a volte i proprietari hanno la tentazione di togliere le tegole o di staccare porte e finestre, una soluzione la cui legittimità e la cui opportunità vanno però sempre valutate con un esperto. Il riaccatastamento infatti va proposto dal contribuente tramite un tecnico agli uffici comunali e non è detto che venga accettato poi dall'agenzia del catasto. Servono condizioni oggettive di degrado e modifiche strutturali dell'unità immobiliare, come nel caso di una vecchia casa rurale che nel corso degli anni è stata trasformata e ridotta a magazzino per gli attrezzi. E non bisogna dimenticare che ogni intervento sul fabbricato deve poi passare per lo sportello comunale per l'edilizia, che potrebbe anche vietarlo, ma potrebbe contestare pure un abuso edilizio o una violazione nello smaltimento dei materiali. La soluzione ultima è anche l'abbattimento e secondo i dati di Confedilizia in alcune province le schede di demolizione degli immobili sono in aumento anche del 20% in un anno. Di certo, dove non ci sono interventi sull'edificio, ritoccare al ribasso la rendita catastale per vedere di diminuire le tasse è praticamente impossibile. Le migliaia di alloggi in periferia costruiti negli anni 60 e 70 e che oggi sono, come abbiamo detto prima, penalizzati da rendite catastali più elevate di quelle dei centri storici, possono solo sperare nella futura riforma del catasto, incrociando tutte le dita disponibili. In alternativa c'è il riconoscimento di inagibilità, il che dimezza la base imponibile dell'IMU e della Tasi. Ma qui entrano in gioco le regole locali che disciplinano le specifiche condizioni di inagibilità e che spesso sono piuttosto severe. Per esempio, la mancanza di utenze o di servizi sanitari non è sufficiente a dichiarare inagibile una casa e a pagarci mezza IMU o mezza Tasi rispetto a quella che si dovrebbe. Bisogna invece che siano edifici che non potrebbero essere abitati senza una pesante risistemazione. Infine, per ridurre l'impatto del fisco, l'ultima chance è quella di riallineare la distribuzione dei diritti all'interno della famiglia, cioè
in pratica, per esempio, intestare al figlio la casa che gli era stata prestata anni fa, facendola diventare abitazione principale a tutti gli effetti, oppure risolvere le comunioni ereditarie in cui alcuni dei comproprietari sono costretti a pagare a caro prezzo come seconda casa. L'ipotesi più comune è quella di una casa ereditata dai genitori da parte di più fratelli, in cui però risiede soltanto uno dei fratelli come prima casa, gli altri pagano la seconda. Un'ultima opzione è la separazione fra coniugi che possiedono più abitazioni nello stesso comune, largamente commentata in forum e social network. Dividere le residenze non è sufficiente per raddoppiare i benefici della prima casa e a questo punto c'è chi suggerisce di formalizzare la separazione, ma va detto che si tratta di una soluzione illegale se la separazione avviene solo per aggirare il pagamento delle imposte e però vai a stabilirla e a certificarla l'illegalità. In ogni caso questo è il quadretto sulla casa. Non avremmo finito, ma abbiamo finito il tempo. Il Papa credo continui a parlare all'Europarlamento, noi invece ci congediamo qui con un brevissimo accenno ancora di I Got Rhythm di Gershwin e buon pomeriggio a tutti.